Malika Yan, senza fare sul serio, noi invece facciamo sul serio. È come se facciamo sul serio con i miei ospiti di oggi, Giacomo Famoso, attore, regista, e l'associazione Luci della Ribalta, chiaramente anche con il presidente che abbiamo qui con noi, Salvo Fazio. Ben trovati ancora alle 11:52 minuti. Ecco, diamo l'ora così facciamo vedere che siamo in diretta. Comincia il languorino, È fame, languorino, vero? sì. L'altro giorno mi ha dato una ricetta. Sì, vero, mi ricordo. Poi, la prossima volta che mi inviti preparerò una ricetta particolare. Ecco, bisogna vedere se le ricette che dà Giacomo Famoso sono anche buone. Ma sì, sono le ricette nostre, della nostra cucina, ma dai. Bisogna vedere anche come le cucini. Certo. Sei un bravo e i cuoco. trucchetti che metti. Pure, capito? Lui è innamorato della norma. Sì, vero. No, vabbè, dai, ci sono anche dei piccoli ingredienti che bisogna con la ricotta salata, melenzane. Le melenzane, certo, buone, la pasta alla catanese, quella con le mascoline, insomma. E io ho fame, Giacomo, cosa dobbiamo fare? Sì, diciamo che effettivamente il presidente poi fame ce l'ha sempre. Lui No, ma io sono più amante dei dolci che per il salato. Lui doveva avere una dolceria a quest'ora, insomma, era proprio. Doveva fare il pasticcere. Il pasticcere, no, io invece al contrario. Basta che non faccia il pasticcione, ecco. No, lui fa pasticci. No, io invece non amo i dolci. Preferisci il salato? Sì, preferisco il salato, non dico la marca di una nota, insomma. Possiamo dirlo, chi se ne frega? La Nutella. È buona, sì, ma dai, è buona. Ecco, che vita sarebbe senza la Nutella? Per me potrebbero chiudere. Non ti piace? Non ti piace la Nutella? Assolutamente. Mi odieranno. Perché non mangia lui, la mangio io. E anche io se vuoi. No, io non amo questa cosa. I dolci proprio mi piace comprarli, ma non mangiarli, vedi che o regalarli. Sì. Se vuoi, noi qua siamo a tua disposizione, ma no, Salvo? la prossima volta Salvo verrà, dato che noi è un amante di dolci, verrà con la guantiera di dolci. Hai visto? Grave pecca, presidente. Ti devi presentare con i dolcini quando vieni qui in radio. Alla prossima. Senti, invece tornando a parlare del 29 gennaio dello spettacolo La buonanima di mia suocera, abbiamo scherzato prima parlando delle suocere, parlando delle risate, eccetera, però poi io so che c'è una morale. Esatto. C'è una morale in fondo del rapporto tra genitori e figli, cioè dire il rapporto che oggi si ha, in fondo si sono persi i collegamenti tra i genitori e i figli. Oggi c'è ad esempio chi mangia prima, chi mangia dopo, non c'è riunione, non ci si incontra, ognuno chi ha da fare, chi esce, insomma, non c'è comunicazione. E quindi questo fa sì che allontana un po' i genitori dai figli, mentre prima magari probabilmente nel passato c'era più dialogo, forse certi valori venivano più rispettati. E magari forse c'è una forma di egoismo da parte dei genitori stessi per questa vita che conduciamo, e quindi non ci interessiamo molto dei nostri figli. Ecco, la buonanima di mia suocera vuole sottolineare questo, cioè che devono essere i genitori, padre e madre, ad avvicinarsi più ai figli e a cercare di capire i loro problemi, perché è vero che oggi i giovani sono presi da tante cose, ma è anche vero che se genitori, e dico noi genitori, che anch'io sono un genitore. Anzi, vorrei salutare tuo figlio, vorrei salutare Mirko e abbracciarlo forte, sì, mandargli un bacione grandissimo. Anch'io, ciao papà. Quindi, voglio dire, se noi genitori non ci avviciniamo ai figli, non creiamo questo rapporto, questa voglia e questo desiderio da parte dei figli, perché in fondo c'è, magari di essere aperti, di raccontare tutti i problemi che gli capitano, e quindi non c'è quella barriera. Ecco, quindi i genitori, il dialogo. I genitori soprattutto devono avvicinarsi ai figli e non essere troppo egoisti, non pensare troppo a se stessi, perché oggi c'è troppa forma di egoismo anche da parte dei genitori, perché si pensa più alle proprie cose, il papà che pensa al proprio lavoro, agli amici, la madre che pensa a quello, a quell'altro, andare in palestra, i social network. Ecco, però poi il rapporto con i figli si perde. Cerchiamo di avere questo rapporto e cerchiamo di riunire queste famiglie. I telefonini ogni tanto metteteli da parte. Quando siete seduti al tavolo e parlate di quello che vi succede durante il giorno, di come si risolvono i problemi, di qualsiasi natura, che è molto importante. Ed è bello anche ridere a tavola, secondo me, sai, Giacomo? Ma certo, cioè proprio dai. Sedersi a tavola con la famiglia e ridere anche di quello che è successo, anche se non è stato bellissimo, però possibilmente stare insieme e condividerlo nel bene e nel male, no? Infatti, perché in fondo io dico, soprattutto questo lo dico ai figli, ricordatevi che chi vi può aiutare, chi vi dà sempre l'aiuto totale, non sono altro che i genitori, padre e madre. Quindi
mi raccomando, voi figli, anche voi, cercate di essere più vicini ai genitori e di parlare, di non nascondere niente, nel bene e nel male. Prima di continuare la nostra chiacchierata, Giacomo e Salvo, siamo pronti per regalare un altro abbonamento. Sì. Quindi questa volta vi ricordo 095 24 24 20, nuovo proverbio, vai Giacomo. 095 24 24 20, lei lo dice meglio di me perché è una voce splendida. Ma anche tu sei una voce splendida, dai. Quando l'amico ti fa ceccare... Che succede? Il proseguo, allora lo ripeto. Quando l'amico ti fa cercare, ecco, traduciamo, quando l'amico ti fa cercare, proseguite, è breve la risposta. Se indovinate, abbonamento, esatto. Un abbonamento alla nostra stagione teatrale Luci della Ribalta al Teatro Ambasciatori. Intanto volevo salutare anche gli amici che ci hanno scritto attraverso WhatsApp, Facebook, eccetera, Daniela, Francesca e Angela. Questo è un indovinello che bisogna insomma chiamare per vincere allo 095 24 24 20. Diciamo lo ripeto ancora una volta. Sì, vai. Ma mi hai anticipato, telepatia, Sì, ormai. Quando l'amico ti fa ceccare. Pronto? Io non lo so. Hanno chiuso, si sono pentiti. Non è facile, questo non è facile, questo è un po' difficile, ragazzi. Magari poi vedremo di dare un aiutino, ma prima... Intanto niente aiuti perché è un abbonamento, insomma, una roba grossa, quindi 4 vediamo, spettacoli. Vediamo se qualcuno riesce. In fondo, riflettete un po'. Quando l'amico ti fa ceccare... Quando l'amico ti fa ceccare... Ecco, 095 24 24 20, quando l'amico ti fa ceccare, cosa succede? Facciamo una cosa, ci fermiamo giusto un attimo, ascoltiamo una canzone, voi ci pensate? Pronto? Ecco, pronto. Pronto. Allora, chi è pronto? Con chi parliamo? Con la signora Antonietta Musumarra. Antonietta, buongiorno. Antonietta, buongiorno. Allora, per vincere questo abbonamento al Teatro Ambasciatori, adesso Giacomo ti porrà ancora una volta il nostro proverbio per vincere, vediamo se sei brava. Antonietta, quando l'amico ti fa... Oppure, ecco, lo facciamo al femminile. Quando un'amica ti fa ceccare... Non lo so proprio. Riflettete, quando un amico ti fa ceccare... Cosa vuole? Un aiuto? No, niente, mi dispiace. Antonietta, mi dispiace, con tutta la buona volontà. Mi dispiace, Antonietta. Rifletteteci. A dopo. Ciao. Grazie, Ciao, Antonietta, ti abbracciamo. Mannaggia, mi dispiace tantissimo. È un po' difficile questo. Allora, pensateci, noi dobbiamo per forza fermarci un attimo, Giacomo e Salvo. Dobbiamo fermarci per forza, torniamo fra qualche minuto. Voi continuate a chiamare 095 24 24 20. Stavamo parlando fuori diretta con Giacomo Famoso, che oggi è il nostro ospite, e con Salvo di questa canzone meravigliosa dei Pooh in questa versione nuova. Quanti ricordi, con Riccardo Foi. Quanti amori. Ecco. Giovanili, Adesso giovanili. Ero giovane. Vabbè, dai, lo sei ancora. No, dai, lo sei ancora giovane, sì, dai. Mi camuffo, Poi con questa tiro. voce, quante donne avrai conquistato con la voce anche? Io? Eh? Ma solo con la voce, basta. C'è sua moglie che ci ascolta, Mia moglie mi ascolta. Come hai conquistato tua moglie, Giacomo? Alla radio. Veramente? Allora, è vero. Si dice che la radio si acchiappa alla radio, lei mi seguiva in radio, quindi io sono stato nel 1974 uno dei pionieri DJ, e lei mi seguiva in radio, e da lì insomma è nato, e da lì mi sono fregato. Ecco, poi dicono che gli speaker non acchiappano, solo io non acchiappavo con la radio praticamente. No, ai tempi si acchiappava, Gli uomini soprattutto, noi donne devo sì, dire. ma io ho un po' acchiappato e mi sono fregato. No. Quindi no, salutiamo la moglie di Giacomo Famoso, Patrizia, un abbraccio, ciao Patrizia. Allora continuiamo a giocare intanto ricordiamo 29 gennaio alle 18 al Teatro Ambasciatori La buonanima di mia suocera con Giacomo Famoso, Agata Montanino e tutto il cast di cui abbiamo parlato. Sentiamo un po' chi c'è al telefono. C'è? Pronto? Pronto, buongiorno Giacomo, buongiorno Paola. Buongiorno. Oggi sono a casa perché le scuole sono chiuse. Allerta meteo,
Chi sei? Guarda che sole che c'ho. Comunque, Chi sei? Chi sei? Allora, sono Grazia. Ciao, Grazia. Grazia, Da dove dai. chiami, Ciao, Grazia? io quando posso ti ascolto, Paola. Grazie. Mi piace molto la tua trasmissione. Grazie mille. Io questo proverbio, quello primo lo sapevo, questo non lo so, ci vado per intuito. Vai, Mhm. proviamo. Per intuito, insomma. Allora, aspetta un attimo. aspetta, vai. Intanto da dove chiami, Grazia? Da Catania. Da Catania. Allora, la stessa cosa vale per l'uomo o per la donna, chiaramente. Quando l'amico ti fa ceccare... I soldi da preparare? Però brava da Oggi, fantasia. insomma, non è proprio questo, Qualcosa mi assolutamente. deve dare, però non è proprio Ma non è questo, proprio questo, Mi assolutamente. dispiace, grazie, mi dispiace Grazie, Grazia. tantissimo. Un bacione, ti abbraccio. Va Ti- bene, ok. Ciao, Ti ringrazio. abbracciamo ciao, forte. ciao. Senti, ma lo diamo un aiutino, dai, diamo un aiutino. Allora, vabbè, diamo un aiutino adesso proprio tanto per... Quando l'amico ti fa ceccare, vieni a dire... Ecco, adesso è facile. Basta. 095 24 24 20. È facile ormai adesso. praticamente, sì, mi dispiace per le nostre amiche di prima. Purtroppo me l'hanno vietato, non Antonietta potevo e aiutare Grazia. Grazia, adesso chi arriva, dai, che Dai, fortuna. dai, speriamo di sì. Quando l'amico ti fa ceccare, vieni a dire che... Ca? Ca? Viene a dire ca? abbiamo? 095 24 24 20. Quando un amico ti viene a cercare, viene a dire ca? Quando l'amico ti fa Ti fa ceccare, ceccare? vieni a dire che... Viene a dire ca? Noi facciamo così. Viene a dire ca, intanto Viene viene a a dire dire ca c'è una bella canzone. C'è una bella canzone. Viene Viene a una dire bella- che c'è una bella canzone. Che non fa tanto rima in effetti, però è stata brava la nostra amica di prima che ha trovato la rima attraverso così con la sua fantasia. Sì, i soldi insomma da tornare. Il periodo è buono, proprio. Il periodo è buono, ma insomma Dai, accettiamo anche i messaggi vocali 380 19 33 Sì, così ci 500, rivediamo, perché mi magari ci sono sembra quelli più anche giusto. timidi che magari non... ma la timidezza non esiste, ma finiamola. Cos'è la timidezza? Ecco, Dai. la timidezza soprattutto nell'ambiente... Vabbè, a noi sembra, per chi fa questo lavoro sembra una cosa facile, semplice, però in realtà molti quando devono parlare davanti a un microfono si terrorizzano, rimangono in silenzio, diventa una Pensa cosa... quando c'è il pubblico davanti, allora. Infatti. Qui magari adesso chi ti vede? 2 o 3 persone, c'è Molti- la regia, c'è quello, c'è quell'altro, ma 3-4 persone che ti vedono. Molti dicono per esempio che è più difficile stare davanti a un pubblico di 2 o 3 persone che davanti a un pubblico di migliaia di persone. Ma probabilmente, sai, sono punti di vista. Io potrei stare davanti a 100.000 persone, non mi farebbe né caldo né freddo. Però magari mi inibisco quando magari qualcuno si avvicina e mi fa i complimenti. Quella è una cosa che mi inibisce, sembra assurdo, ma è così. E quindi rimango così, dico vabbè grazie, non riesco quasi a parlare. Sono cose che fanno piacere ovviamente. Allora, noi facciamo una cosa, torniamo al Festival di Sanremo, perché noi durante il corso della nostra giornata trasmettiamo anche Uh-huh. delle canzoni che hanno avuto successo durante il Festival di Sanremo. Tra Dell'anno l'altro, scorso? No, no, tutti questi negli anni, ho capito, Nel sì. 2008 ci fu un gruppo, 2 ragazzi per l'esattezza, si Senti, io chiamano ricordo Sonora. Zingara, ti ricordo Zingara. Qualche anno fa. Prendi questa mano. Che Zingara. all'epoca Sanremo Eh. cantavano 2 artisti la stessa Vero, canzone. vero, All'epoca vero, furono vero. infatti Vazanik e Bobby Solo che Vero, presentarono vero. Zingara. Noi andiamo dal 2008, siamo un po' 2008, più vicini. chi se lo ricorda C'erano che questi 2 c'era? ragazzini che si chiamano Sonora, tra l'altro sono stati anche ospiti da noi in studio. Sonora? Sì, che cantavano una canzone dal titolo L'amore. Noi tra l'altro quest'anno saremo anche al Festival di Sanremo, quindi ci occuperemo un po' di tutto quello che accade. Dietro le quinte. Ma sì, vedremo un po' cosa cosa accade. Nel frattempo facciamo così. Mentre aspettiamo che i nostri amici indovinano, il Indovinano. nostro quesito. Io lo ripeto per l'ultima, quando Vai. l'amico ti fa ceccare, viene a dire che... Ci sono i Sonore, tra poco torniamo. Studio 90 Italia. Perché Sanremo è Sanremo. E ci sono le ragazzine che sono molto innamorate dei Sonora e tra l'altro quando cantavano questa canzone L'amore, che è stata una delle prime, ma poi hanno realizzato diversi album. Ancora in diretta con Giacomo Famoso e Salvo Fazio per parlare ancora di teatro, del Teatro Ambasciatori, 29 gennaio, ore 18, La buonanima di mia suocera. Stavamo facendo un indovinello. Sì. Qual era? Ripetiamo. Quando un amico ti fa ceccare, viene a dire che... Avevo detto inviate i messaggi anche attraverso messaggi vocali al 380 19 33 500, è arrivato questo. Quando l'amico ti viene a cercare, vuol dire che da parlare. Brava! E ce l'abbiamo in linea, pronto? Chi è?
Pronto, sì, sono Simona da Catania. Simona, hai vinto! Brava Simona. Grazie. Simona, bravissima. Ma tu lo sapevi o è stato l'aiutino in più che ti ha dato la spinta a indovinare? Diciamo che io ho il nonno a casa, quindi mi sono il nonno a casa, ecco, il nonno a l'aiutino da casa. casa è arrivato. Io voglio mandare un bacio grandissimo a tutti i nonni in ascolto. Tra l'altro per me oggi è una giornata importante perché oggi è l'anniversario della morte del mio di nonno, quindi voglio abbracciare forte tutti i nonni e ricordare anche il mio in questo modo. I nonni sono sempre stati per noi delle cose importanti. Io mi ricordo pure mio nonno, importantissimo per me, quindi un abbraccio anche a tuo nonno. Ma sì. Un abbraccio a tutti i nonni e le nonne, ecco. Simona, brava, bravissima. Come si chiama tuo nonno? Come si chiama tuo nonno? Dennis, è francese. Oh, francese. Ok. Au revoir, Dennis. Conosce anche i nostri proverbi conosce il nostro proverbio siciliano, però. È francese ma conosceva il nostro... Bravo, infatti. Lo dovremmo tradurre in francese. Simone, hai vinto un abbonamento a teatro. Quindi... Lascia i tuoi dati, sarai contattata e quindi ci vedremo in teatro, Simona. Ok, grazie mille. Complimenti. Ciao, un bacione. Buona giornata. Ciao. Che bello, che brava Simona. Bravi anche i nonni in ascolto. Il nonno francese che sa il nostro proverbio siciliano. Beh, sicuramente sarà siciliano. Ma del resto i proverbi nascono diciamo dalle persone anziane, no? Che vengono riportate ma poi ci sono, anni. scusate se mi intrometto in questa discussione, ma come sapete benissimo ci sono tantissime parole francesi che si avvicinano al dialetto siciliano. Amoare, aboata, certo, abajou, certo. Forse anche avvantaggiato per alcuni aspetti. Certo, quello senz'altro. Amoare, abajou, aboata, vero? Ce ne sono tanti, non è che... È vero. E quindi... Noi Paola ti ringraziamo. Il nostro appuntamento, siamo giunti, purtroppo è volato quest'ora praticamente volata. Io vi ringrazio per essere stati con me. È stato bello stare con te, ci siamo divertiti un sacco e io vi ringrazio sempre, ringrazio per l'ospitalità che ci date dal grande capo, il Cavaliere Recca, che mi fa un enorme piacere averlo, vederlo sempre in gran forma. Ma è fantastico. Ovviamente lo aspettiamo in teatro. Lo aspettiamo in teatro, ma dico, ma io voglio farmi dare l'elisir, che lui avrà un elisir. Io sono da anni che cerco di estrapolare questo elisir, ma non sono. Ma bello, lo trovo in gran forma. Fantastico, sì. Insomma, se avessi, io sono pieno d'acciacchi, come devo fare non lo so, insomma. Noi ringraziamo voi, grazie. Giacomo Famoso, Salvo Fazio, Luci della Ribalta, spettacolo, ripeto, per l'ultima volta in questa giornata al Teatro Ambasciatori, La buonanima di mia suocera, da non perdere assolutamente, alle 18, mi raccomando, domenica 29 gennaio, divertiamoci insieme. Sulla nostra pagina Facebook, Luci della Ribalta, insomma, clicca mi piace, così può vedere tutti gli aggiornamenti e anche alcuni sketch che abbiamo creato già per invogliare la gente a venirci a trovare domenica. E saranno sicuramente in tantissimi, io vi ringrazio. Grazie, mi raccomando, ascoltate sempre Studio 90 Italia, Paola Quattrocchi in modo particolare. Ma che carino. Grazie, noi invece torniamo dopo, grazie Felix alla regia e ancora buona musica.